Vaccinazioni, l'ULSS 2 si sta attrezzando per un maxi centro vaccinale a Treviso affiancato dal drive-in che non sarà più ricavato all'ex Pagnossin ma all'ex Dogana. Il tema della scuola in presenza al 100% non preoccupa solo Mom, ma anche il sindaco di Treviso che dice senza capienza massima dei bus ci vorranno altri mezzi e la città si intaserà. Continua a far discutere il rapporto sulla pandemia del ricercatore veneto fatto poi cancellare. Il ministro della Salute ribatte le accuse di ingerenza e la scelta, dice, sul dossier le ha fatte l'OMS. Ultraleggero costretto a un atterraggio di emergenza su Segana stamane l'allarme dei passanti che avevano visto il mezzo ribaltato. Illeso il pilota, aveva abbandonato il mezzo ed era tornato a casa. Cresce l'indignazione per il cagnolino ucciso Saletto di Breda di Piave. Gesto inqualificabile, dice il sindaco, che promette la massima determinazione per rintracciare i responsabili. San Trovato di Preganziol, un cortocircuito nella notte provoca un incendio che distrugge 2 auto di una coppia di settantenni parcheggiati nel cortile di casa. Da Castelfranco a numerosi comuni della Marca la singolare iniziativa di una volontaria del recupero cani, un omaggio a chi decide di adottare un animale. Volley Limocco vince gara 1 delle finali scudetto battendo Novara in un match conquistato solo dopo un tie break. 47 punti di Egonu, record del campionato, e martedì sera Conegliano potrebbe già centrare il tricolore. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque, in primo piano, un punto importante sulle vaccinazioni con 2 novità che arrivano dall'ULSS 2. Il Vax Point lo facciamo là, all'ex Dogana. Farlo là e naturalmente al Melody. Questi 2 sono i punti che partiranno, credo, alla fine della settimana. Speriamo che, ovviamente, arrivino i vaccini. Niente più drive-in dei vaccini all'ex Pagnossin sulla Noalese ai confini tra Quinto e Treviso. La drastica riduzione di accessi al punto tamponi di San Giuseppe ha spinto l'ULSS 2 a dirottare il progetto all'ex Dogana. Il drive-in affiancherà il nuovo maxi centro vaccinale di Treviso che l'azienda sanitaria sta approntando. Intanto adesso faremo un hub importante, credo qua a maggio, stiamo cercando, ma stiamo già ragionando, ma è una sorpresa per tutti, quindi non lo dico. Mi scuso anche con Damoso Zanardo che ho disturbato, che abbiamo disturbato. Non parte perché purtroppo, non so se avrete visto, noi all'ex come si chiama, Dogana, facciamo neanche 1000 tamponi al giorno, cioè niente, in un'area così vasta. Allora ho dato ordine ai miei di sistemare il Covid Point in modo tale da poter fare 2 punti per il Covid Point e 3 punti d'accesso per il vaccino Point, chiamiamo Vaccination Point. In settimana sono attese altre 25.000 dosi di vaccino. Martedì, mercoledì e giovedì i medici di famiglia effettueranno i vaccini domiciliari su chi non può muoversi da casa, mentre da domani l'ULSS aprirà 12.000 slot per over 70 e soggetti fragili. Sul fronte riaperture, Benazzi si dice favorevole anche sul ritorno a scuola del 100% degli studenti, seppure, visto l'alto numero di classi in quarantena, la situazione vada monitorata con attenzione. È chiaro che uno è preoccupato, come uno è preoccupato nel momento in cui si apre tutto. Questo è chiaro ed è normale, però bisogna anche che pensiamo un attimo ai costi-benefici. Serve maturità da parte dei ragazzi e io continuo a ribadire, se il CTS si desse la possibilità, noi potremmo, quindi il nazionale, dire ok, a fare i tamponi rapidi, cioè i tamponi di Rigoli, fare l'autosomministrazione, cioè in classe entrano davanti all'insegnante, si fanno il tampone e chi ovviamente è positivo va a casa. Io credo che questo si debba fare. Scuola significa anche trasporto pubblico. Ieri le preoccupazioni di Mom per la scuola, il ritorno della scuola al 100%, ma ci sono anche le preoccupazioni del sindaco di Treviso, Mario Conte. Le preoccupazioni del presidente di Mom, Giacomo Colladon, di fronte all'annuncio che dal 26 aprile nelle scuole italiane tornerà in presenza, in aula, il 100% degli studenti, sono condivise in pieno dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Impensabile programmare il trasporto scolastico se la capienza dei mezzi rimarrà al 50% come ora. Unica soluzione sarebbe quella di mettere in campo altri bus, oltre 400, da reperire in una settimana dai privati, praticamente impossibile. Un numero di mezzi messi in campo spropositato, riempiti al 50%, che aumentano lo smog, aumentano il traffico, quindi una situazione davvero complicata che secondo me doveva essere affrontata con maggiore buonsenso
e chiedere ancora un piccolo sacrificio, perché ormai stiamo parlando di davvero poche settimane prima della fine della scuola e quindi forse conveniva andare avanti con la presenza al 50%, esattamente come ha proposto il presidente Colladon. Anche per Conte, dunque, era meglio concludere l'anno scolastico con la presenza dei ragazzi delle superiori al 50%. Già così, viste le decine di classi attualmente in quarantena, arrivare a metà giugno sarebbe considerato un successo. Certo è che questa settimana la questione andrà chiarita anche dal punto di vista del Comune di Treviso. Sicuramente lunedì affronterò il tema, anche perché poi la città capoluogo catalizza tutti gli studenti che arrivano dai comuni limitrofi e quindi non vorrei trovarmi il lunedì 26 con la città intasata, perché è evidente che un numero così importante di bus che passano tutti per la stazione delle Corriere significa andare a intasare un quadrante della città. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi proprio sul tema del trasporto scolastico e quindi credo che abbiamo maturato anche un'esperienza per poter portare dei consigli costruttivi. Tanto continua a far discutere, ne abbiamo parlato in questi giorni, mostrandovi anche degli stralci del dossier, il famoso dossier Zambon, pubblicato e poi subito ritirato lo scorso anno, creando un dibattito e anche una inchiesta della Procura di Bergamo. Le scelte fatte sul dossier dell'OMS sono state fatte dall'OMS stesso e non dal governo italiano. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla mail del 14 maggio inviata da Ranieri Guerra al ministro della Salute, dove Guerra annunciava l'uscita del dossier critico il giorno stesso in cui viene ritirato. Quella mail ci informava, ha detto Roberto Speranza, che era stato pubblicato quel report e ci riportava un dibattito legittimo all'interno dell'OMS. Quelle scelte sono state tutte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Così il ministro Speranza appunto si difende dalle accuse di ingerenza da parte del Ministero in questa vicenda che continua a far discutere, continuerà certamente a far discutere nei prossimi giorni. Intanto poi ci sono quelli che hanno a che fare con i problemi più concreti delle riaperture. La riapertura del 26 all'aperto, pranzo e cena. Ieri abbiamo raccontato della soddisfazione di chi ha il plateatico, della rabbia invece di chi non ha spazio, di chi non ha il plateatico e quindi dovrà restare chiuso. Ma non è solo una questione di plateatici. Guardate. Il punto di domanda è: come sarà il meteo? Già se piove non abbiamo la copertura. Se continua il clima di questi giorni, farà freddo, non verrà nessuno. Costretti a sperare in un'ondata di caldo anomalo. Per i ristoratori è l'ultima beffa, perché il pronti via si riapre dal 26 ma solo all'aperto è uno di quegli annunci che in 48 ore ha fatto esplodere i maggiori paradossi. E non è solo una questione di plateatici. Chi non ha spazio sa già che non potrà aprire, ma c'è anche chi disporrebbe della possibilità e ha parecchi dubbi. Sono i ristoratori come Roberto Piccin che lavorano nelle zone montane o collinari. Noi siamo a ridosso della Pedemontana, abbiamo le prealpi bellunesi alle spalle con ancora la neve presente, quindi all'esterno, ahimè, in questo periodo c'è ancora una bassa temperatura. Quindi pur avendo noi la capacità di accogliere i nostri ospiti all'aria aperta, esigenze climatiche ci impongono la forzatura di non poterli aspettare. Che fare dunque? Aprire o no il 26 e a che prezzo? Il costo c'è, il personale, il riavviamento di una cucina, la dispensa da riempire, chi viene, chi non viene. Cioè i costi per noi sono sempre. Poi quando il risultato è positivo ci vogliamo tutti bene, ma se il risultato è negativo paga pantalone. La rabbia del titolare del ristorante Gallium di Pieve di Soligo è evidente e il pensiero va anche ai colleghi che il dubbio sul plateatico proprio non ce l'hanno. Riaprire così, tuona Piccin, è come non aprire. Devono capirlo e usare il buon senso. Noi non vogliamo che usino il coraggio, perché il coraggio lo stanno usando per chiuderci e ridurci alla fame. L'appello per l'ennesima volta è alla politica. Uscite dai palazzi, venite nei centri storici, venite nel mondo della ristorazione e fateci le domande, chiedeteci cosa di cui abbiamo bisogno. È inutile fare poi annunci. Venite a parlare con noi. La medesima richiesta l'ha fatta oggi nella nostra edizione straordinaria anche il presidente di Federnuoto Veneto a proposito delle piscine. Il problema è lo stesso, il clima è comunque per il 15 maggio, perché la riapertura è prevista per il 15 maggio, non consentirà un'apertura, una fruibilità da parte delle persone per le piscine all'aperto. La richiesta è chiara, riaprire subito e al chiuso perché, dice Cognonato, le piscine sono sicure.
Al momento non abbiamo avuto conferme, abbiamo avuto solo questi annunci, si riprendono le linee guida con cui abbiamo operato dal 25 maggio dello scorso anno fino al 25 ottobre, quando ci hanno fatto richiudere, e speriamo che non ci siano ulteriori sorprese rispetto a queste disposizioni. Ma pensare che questo valga solo in ambienti aperti, in stagioni in cui comunque normalmente noi prepariamo le vasche estive anche per gli allenamenti delle attività agonistiche estive, magari qualcuno comincia già con maggio a avere la vasca disponibile, ma a condizioni climatiche che non sono certamente usufruibili dall'utenza ordinaria che frequenta gli impianti natatori. Abbiamo fatto investimenti per la sanificazione anche negli ambienti spogliatoi, locali docce, quindi tutti i locali al chiuso, tale da garantire con i distanziamenti e con tutto quello che viene eseguito come livello di controllo e di sanificazione, il monitoraggio costante e la sicurezza di non avere nessuna diffusione di virus. Lo si è visto nel periodo di apertura che c'è stato lo scorso anno, da maggio ad ottobre, nelle piscine non sono stati casi di diffusione di contagi. Ma com'è pensabile che nelle scuole si possa andare in presenza al 100% mentre le piscine sono luoghi pericolosi dove si può andare solo all'aperto? Sono cose che gridano vendetta, e sia come Federazione Nuoto che come coordinamento delle associazioni di categoria abbiamo chiesto incontri al governo perché ci diano risposte attendibili e che siano presi in considerazione quelli che sono le nostre richieste, le nostre proposte che da più parte abbiamo avanzato sin dalla prima chiusura, perché vengano aperte e tenute aperte subito le piscine con le condizioni adeguate. Intanto oggi nel pomeriggio quasi 1 migliaio di persone a Conegliano si è ritrovata nei pressi del Palazzetto dello Sport per la manifestazione in Piazza per la Libertà, per protestare contro la gestione della pandemia, una manifestazione organizzata da Davis Bonaldo, alla quale ha partecipato tra gli altri anche il sindaco di Santa Lucia di Piave e medico Riccardo Szumski. Tra i tanti temi toccati, vaccini, tamponi e mascherine, temi maggiormente contestati. Molti hanno manifestato contro anche la campagna vaccinale senza però definirsi dei Novax. Di fatto gli assembramenti ci sono stati, rilevati dalle forze dell'ordine, anche molte persone senza mascherine, come vedete anche nelle immagini, e quindi le forze dell'ordine presenti hanno identificato le persone presenti. I verbali delle sanzioni arriveranno a giorni, quindi arriveranno le sanzioni per coloro che erano presenti e non hanno rispettato le regole di distanziamento e soprattutto la presenza delle mascherine. Adesso la cronaca, una incredibile vicenda a Susegana che nasce da un incidente con una persona che si salva miracolosamente, guardate. È riuscito a salvarsi in modo rocambolesco con un atterraggio d'emergenza che alla fine lo ha visto finire a testa in giù sul greto del Piave a Susegana e poi, constatato il miracolo, è tornato a casa lasciando il mezzo lì dove era rimasto e facendo scattare l'allarme tra i passanti che temevano una tragedia. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando il pilota, un 65enne, aveva da poco lasciato l'aviosuperficie di Nervesa della Battaglia a bordo di un velivolo da turismo modello Storch. Poi un problema tecnico improvviso, l'atterraggio e l'impatto con un tronco che fa ribaltare il mezzo. Un dramma fortunatamente solo sfiorato, ma il 65enne miracolato non ha avvertito nessuno né lanciato alcun allarme. Contava di avvertire le autorità in mattinata. Nel frattempo però chi passava in zona e ha visto l'ultraleggero in quelle condizioni ha pensato subito al peggio, una vittima o un ferito grave da soccorrere. Si sono mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, l'elicottero del SUEM, ma una volta sul posto il mezzo è stato trovato vuoto, prima che, poco dopo, si scoprisse come il 65enne fosse semplicemente tornato a casa. Adesso il caso del cagnolino ucciso a Salito di Breda di Piave, una vicenda che continua a far suscitare indignazione mentre si attendono gli esiti dell'esame sulla carcassa dell'animale per accertare la causa della morte. Il primo cittadino promette massima determinazione nel rintracciare il responsabile. Assolutamente massimo rigore, questi gesti non vanno sottovalutati anche per il futuro, ma il massimo rigore è assicurato.
Garantisce indagini approfondite il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto, di fronte al caso del cagnolino di 3 anni ucciso ieri mattina a Saletto, forse con un proiettile, forse infilzato con un forcone. Cioco, questo è il suo nome, stava gironzolando, come spesso faceva, sull'argine del Piave, quando all'altezza di un vivaio è stato rinvenuto ormai morto. Devo dire che è un gesto inqualificabile, fatto da una persona cattiva, una persona incivile, in cui nessuno poteva immaginare potesse succedere nel nostro territorio. Ecco. La nostra polizia locale, il corpo intercomunale è intervenuto prontamente e si prenderà e si farà carico anche di seguire le indagini per poter dar corso e capire un attimo da chi è stato commesso. Non ci si rende conto quali effetti penali possono avere questi gesti. Cioco, cagnolino docile, per il quale i suoi proprietari, una famiglia di Candelù, non è mai arrivata nessuna lamentela, portava gioia in casa in un momento non facile, visto che il suo padroncino di 11 anni solo un mese fa aveva perso il papà. Sì, la situazione poi ha anche le sue implicazioni, diciamo, di tipo familiare, di tipo emotivo, e quindi dobbiamo stare ancora più attenti e cercare di venire a capo di questa situazione per portare chi ha fatto questo gesto, come dico, inqualificabile, alle sue responsabilità. A Preganziola adesso a San Trovaso un incendio, 2 auto a fuoco, paura ieri sera. Ho sentito un gran colpo e abbiamo aperto le persiane e abbiamo visto il fuoco delle macchine che prendevano. Mancava poco a mezzanotte quando nel cortile di casa della famiglia Zanetti in via Franchetti a San Trovaso di Preganziol le 2 auto di marito e moglie, una Ford Focus e una Ford Ka, hanno preso fuoco. Quella più datata, la Focus, era parcheggiata sotto le finestre dell'abitazione. Questa qua era qua. Ha sentito un gran colpo che ha battuto nella macchina davanti e là si sono incendiate. E quella di sua moglie era comprata da poco? Sì, è 2 anni, ma aveva 10.000 chilometri, era nuova la macchina. Un colpo partiva il diesel e ha battuto su per la macchina. Per fortuna era fuori dal magazzino e non è successo niente. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori e scongiurato che il fuoco raggiungesse l'abitazione, ma di fatto le 2 vetture sono andate distrutte. Sul posto anche un'ambulanza del SUEM 118 e i carabinieri di Mogliano. Avete preso paura? Madonna, paura. ma non poca, tante paura. Erano le fiamme che erano alte 10 metri. E adesso? Adesso vediamo se l'assicurazione è assicurata e dopo si vedrà cosa fare. Siete senza intanto? Sì, siamo a terra intanto. E bicicletta per adesso. Torniamo a parlare del Covid, degli effetti del Covid, ferie esaurite da tanti lavoratori che in cassa integrazione non ne maturano e contributi non versati. Sono un altro grande prezzo, questo pagato a causa del Covid nel mondo del lavoro. Il Covid si sta portando via anche i contributi dei lavoratori e le loro ferie. A confermarlo il consulente del lavoro per Confapi di Treviso, che denuncia come siano tantissimi datori di lavoro che stanno rinunciando a pagare i contributi dei loro dipendenti per il drastico taglio del fatturato delle loro imprese. In questa situazione difficile alcune aziende non stanno pagando i contributi, alcune stanno pagando in modo rateale a seconda delle proprie disponibilità, però è una realtà di fatto. Non solo, dopo la cassa integrazione il prezzo pagato per molti è stato anche quello delle ferie. Nei giorni di zona rossa le imprese non in cassa hanno dovuto farle usare ai loro dipendenti. Come si sta verificando adesso con le giornate del 29, 30 e 31 marzo che sono state scoperte, sostanzialmente non sono coperte né dal primo decreto della cassa integrazione di gennaio né dal nuovo decreto di marzo, perché la nuova cassa integrazione parte dal 1 aprile. Moltissime situazioni, soprattutto in aziende strutturate in cui le ferie erano godute anno per anno, questi lavoratori si troveranno ad agosto a non aver maturato ferie, perché appunto durante il periodo di cassa integrazione non vi è la maturazione delle ferie.
La CGIA di Mestre ha calcolato che causa Covid quasi un'impresa veneta su 2 è a rischio, soprattutto quella del turismo. L'ente ha proposto un congelamento delle tasse erariali per l'anno in corso, mentre la Regione ha chiesto che sia messa in campo un'authority sul credito per le imprese. Tutte le risorse che sono state messe fino ad oggi dal governo centrale per assicurare credito alle imprese, in realtà 2/3 sono andati per ristrutturare credito già esistente e non per fare nuovo credito. Cioè c'è un rallentamento di iniezione di liquidità nel sistema produttivo che è davvero molto ma molto pericoloso. A proposito di lavoro, un wedding planner disoccupato a causa Covid che si reinventa, scrittore e autore di un libro dedicato alle donne in cerca dell'anima gemella. La storia viene da Godega di Sant'Urbano. Io oltretutto, oltre che essere lavorare nel mondo del matrimonio, sono anche un musicista DJ, quindi ho ricevuto proprio pochissime migliaia di euro e purtroppo siamo stati abbandonati a noi stessi e ci siamo cercati di reinventare in qualche modo. Settore matrimonio e cerimonie completamente bloccato dal Covid e così gli addetti si reinventano un mestiere, come Marco Diso, wedding planner di Godega di Sant'Urbano, che ha deciso di puntare tutto sui social e su quel tema che da organizzatore di matrimoni conosce bene, i rapporti di coppia. Fa un video per una festa della donna che riscuote grande successo. E da lì io ho cominciato tutti i giorni a parlare alle donne, cercando di dare dei consigli, dei suggerimenti affinché potessero entrare e cercare di capire un po' di più il mondo maschile. Consigli dunque rivolti alle donne in cerca dell'anima gemella attraverso le domande che le donne stesse gli pongono sui social. Da qui l'idea di condensare interrogativi e risposte in un libro. Certo, i quesiti variano a seconda dell'età e la pandemia non agevola le relazioni interpersonali, ma c'è una domanda ricorrente che accomuna tutte le donne. Molto spesso le donne non riescono a capire perché gli uomini spariscono, è una cosa che proprio non riescono a capire, soprattutto dopo i primi appuntamenti. E io quello che cerco di spiegare all'interno del libro, che cerco di spiegare all'interno delle live e dei consigli che do, è soprattutto se bisogna uscire con un ragazzo, con un uomo di qualunque età esso sia, bisogna uscire con leggerezza. Uscite per stare bene in compagnia di quella persona e tutto quanto quello che avverrà dopo sarà un qualcosa di bello che si creerà solamente in una fase successiva. Pochissimi istanti di pubblicità e poi parleremo dei sassi del sorriso.